Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera a una piccola live per incominciare a difendersi e a proteggersi da, come si suol dire, dai nemici. Ci sono periodi della propria vita che magari alcune persone sono un attimino sotto pressione, sotto attacchi sul posto di lavoro o nel condominio, oppure per vari motivi suoi particolari, è un periodo no, e vuole incominciare ad attivare oltre il cerchio ovetto colorato, il cerchio di fuoco, i vari circuiti, ma stasera il vostro marietto vuol dirvi qualcosa in più. Un rituale semplice in cui ci vuole una candela arancione, vedete? Una candela arancione. Il circuito che ha ideato il De Garda, con il marietto veneziano, il De Garda l'ha ideato e poi il marietto veneziano l'ha, come si suol dire, messo in opera. Canfora, vedete? E zolfo, che serve per canfora e zolfo per allontanare le energie nefaste. E chiaramente un piccolo foglietto o tessuto di carta della vostra fotografia. Allora, la prima cosa che si fa, si prende questo circuito radionico, si mette sopra un bicchiere e si mette nel bicchiere acqua, questo che servirà poi per, in un certo senso, ungere la candela. Quindi questo circuito si usa almeno per un paio di ore, un'oretta come minimo, si usa questo circuito per impregnare nell'acqua le vibrazioni potentissime dell'OM. Quest'acqua verrà poi utilizzata per praticamente ungere la candela, per impregnare nella candela che è arancione le vibrazioni benefiche del OM. Quindi facciamo in modo che la candela sia una candela benedetta, una candela in cui, voglio dire, ci siano delle energie estremamente positive. Quindi lo ripeto, questo circuito ideato dal De Garda si usa per impregnare l'acqua, si mette sopra il bicchiere, si lascia come minimo un'ora, eventualmente si chiede al pendolino quante ore deve essere. Questo, vi ricordo, è un rituale per difesa, per protezione. Fatto questo, quando avete l'acqua rinforzata, ungete la candela di acqua, così che benedite questa candela e pensate sempre in modo positivo. Poi prendete chiaramente un piccolo portacandele, mettete la candela qua, chiaramente mettete un po' di cera e la ancorate giù, e mentre fate questa operazione prendete la canfora e lo zolfo. Importante è un piccolo spicchietto, una piccola pallina di canfora, un pochettino di zolfo. Lo macinate e lo mettete intorno al portacandele. Vedete? Praticamente la candela sarà benedetta dall'acqua del circuito che vi ho fatto vedere, ideato dal De Garda. Lascerete la candela e metterete lo zolfo e la canfora intorno, le macinerete e le lascerete intorno. E si lascia la candela qua. A questo punto cosa fate? Prendete una vostra foto, no? La candela praticamente deve stare a questa distanza, voi dovete restare, vedete, in mezzo fra voi. Mettete la vostra foto, accendete chiaramente la candela, mettete la vostra foto praticamente fra la candela e voi, mettete sopra un foglietto di carta che attirerà le energie positive di questo lavoro e praticamente dovete, quando la candela è accesa e comincia praticamente a lavorare, no? La foto praticamente è in mezzo fra voi e la candela, sopra la foto ci mettete il foglietto o lo straccetto bianco, no? E incominciate a dire: io lontano tutte le negatività e le forze nemiche che mi stanno in questo momento attaccando, no? Lo ripetete più volte e incominciate a pensare a situazioni e a energie positive. Cosa serve questo lavoro magico? Serve a imprimere con la candela su questo foglietto bianco neutro le energie che andranno a impregnarsi sulla vostra fotografia che sarà messa sotto. Così che, lo ripeto, prima il circuito per impregnare l'acqua di vibrazione, questo circuito è stato ideato dai De Garda, messo in opera dal marietto veneziano. La candela che deve essere di colore arancione per allontanare le energie negative.
il portacandele per fare in modo che si possa mettere la candela, la canfora e lo zolfo verrà macinato e messo dentro il, come si dice, il portacandele per fare in modo che le energie negative vengono, come si dice, allontanate. La vostra fotografia è un foglietto di carta da mettere sopra la fotografia. Praticamente la candela resterà a questa distanza, in mezzo ci sarete voi nella fotografia con sopra il foglietto bianco e dovete chiedere alle energie negative di allontanarsi e alle energie positive di impregnarsi sopra il foglietto di carta, così che il foglietto di carta impregni, no, la vostra fotografia e di conseguenza il vostro campo aurico, il vostro campo astrale. No? E chiaramente poi, fatto questo lavoro magico molto semplice di impregnazione, di allontanamento delle energie, pensate sempre a cosa positivo. Ciao Maria Gesualdo, ciao Tiziana, dovete sempre pensare positivo, chiaramente pensare che queste energie vengono allontanate da questo lavoro magico, no? Dicendo io voi energie negative, voi nemici, Pinco Palino, vi allontano tramite questo rituale di forze, di energie positive. E poi chiaramente, finito questa operazione, lasciate andare la candela che impregnerà il vostro foglietto magico, magari questa è una candela di 6 ore, impregnerà questo foglietto magico, sotto ci sarà la vostra fotografia e quindi queste energie benevole, no? Vi ricordo che ci deve essere l'anfora e, scusate, la canfora e lo zolfo, verrà impegnata questa praticamente fotografia che rappresenta voi e quindi voi sarete protetti a livello energetico da queste persone che vi vogliono far male. Di conseguenza, ricevuto questa energia benefica, dovete a vostra volta benedire e passare questo messaggio a qualcun altro in modo di opera benevola, cioè propositiva, no? Quindi praticamente non è proprio una catena, ma diciamo di protezione, ma diciamo che aiuta simbolicamente e energicamente, soprattutto una persona che è in un periodo negativo e magari non ha la forza finanziaria di farsi fare un rito propiziatorio. Bene, questo è un piccolo rito molto semplice, vi ricordo, circuito ideato da Hildegarda, candela arancione, il bicchiere da metterci sopra l'acqua, no? Per poi benedire, canfora e zolfo, che devono essere messi qui dentro quando ci sarà candela, che avete chiaramente impregnato, benedetto con l'acqua che avete attivato tramite il circuito, dopodiché il foglietto bianco, la foto, il foglietto bianco, e dite: io allontano le energie negative e chiedo che le energie benefiche entrino nella nostra vita e nella mia vita, o poi parlate anche del progetto che avete, in modo che questa candela, benedetta da questo circuito dell'OM vibrazionale, possa ungere, rinforzare il vostro campo aurico. Bene, cari amici, è un piccolo... Bello, esatto. La Loredana fa una bellissima domanda: come smaltire queste energie, queste forze, cioè queste candela, questo prodotto? Generalmente no? Si può in un certo senso sotterrare, no? Si va sotto vicino a una pianta, esatto, è una bella domanda, si sotterra. Chiaramente questo è un rito di difesa, è un rito proprio di difesa da energie negative, poi non è di attacco da un'energia, da una forza, e quindi si può tranquillamente seppellire senza problemi. Non bisogna mai buttarla negli scarichi dell'acqua, roba del genere. Si seppellisce tranquillamente sottoterra in un ambiente, certamente non vicino a un cimitero, ma in un campo tranquillamente vicino a un albero, così che queste energie continuino a lavorare per voi, la canfora, lo zolfo, che sono forze che servono per il fuoco, per allontanare le energie negative. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto. Un rituale molto semplice di difesa per chi non ha in un certo senso una grande forza economica o vuole subito difendersi da situazioni, periodi neri, ambienti di lavoro pericolosi. Non dovete neanche fare nomi di persone, basta che chiedete a queste energie benevole di proteggere il vostro campo vibrazionale, il vostro nome, la vostra fotografia. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e ci sentiamo lunedì sera per chiaramente le Sibille Live di Legada o nelle live che io farò periodicamente in questi periodi prima di lunedì. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!